Proclameremo nei giorni festivi lo sciopero per dare la possibilità ai lavoratori di fare il giorno festivo a casa. Il sindacato non molla. CGIL, CISL e UIL non ne vogliono sapere delle aperture domenicali senza contrattare le condizioni, tantomeno annunciano, accetteremo, che venga imposto ai lavoratori di essere sul posto di lavoro durante le feste. Il 1° maggio e il 25 aprile, il giorno di Pasquetta, per i lavoratori del commercio sarà dunque un giorno di sciopero. In questo modo tutti avranno la possibilità di vedere rispettati i propri diritti, spiega il sindacato. L'emisfero intanto procede per la propria strada ed ha chiesto agli esercenti dei negozi che fanno parte di tenere la serranda sempre alzata, uniche eccezioni Natale e Pasqua. Proprio per questo motivo il sindacato chiede che la materia torni di competenza regionale come previsto dalla Costituzione e il Friuli Venezia Giulia impugni il decreto sulle liberalizzazioni. Abbiamo chiesto degli incontri ai segretari di partito regionali, a tutti, e ai capigruppi consigliari della regione Friuli Venezia Giulia. Procedendo in questo modo con la deregulation delle aperture, spiega Pellegrini, si finirà per creare disoccupazione. Attorno ci saranno le piccole e medie imprese del commercio che non saranno in grado di gestire le aperture e saranno costretti a mandare a casa le persone.